Benvenuti alla nuova puntata di Mestiere Artigiano, il format di Confartigianato Imprese che apre una finestra sulle tante realtà produttive e imprenditoriali del territorio. Realtà che è giusto conoscere per poter apprezzare il lavoro di tanti operatori. Oggi ci occuperemo dell'antica tradizione della lavorazione e conservazione del pesce azzurro, in particolare delle acciughe salate conservate sotto sale o sott'olio. Un prodotto d'eccellenza conosciuto in tutto il mondo e che fa parte a pieno titolo della dieta mediterranea. Ne parleremo con Nino Carlino, titolare di una delle più antiche aziende ittico-conserviere di Sciacca. Poi allargheremo il discorso sull'Italian Food, perché avremo in collegamento da Torino Oscar Farinetti, l'imprenditore noto a livello internazionale per aver fondato Italy. Noi proveniamo da una famiglia che si occupava di traffici marittimi, allora con i cosiddetti bastimenti, cioè con le imbarcazioni a vela, e facevano un po' i trasporti, la spola dei trasporti, portavano verso il centro e il nord Italia le derrate alimentari e poi scendevano qui, invece andavano a caricare il marmo e lo portavano qui, caricavano il marmo in Toscana o in Sardegna. Mio nonno poi ha iniziato a fare questo esperimento della trasformazione delle acciughe delle sardine. Questo tipo di attività ha attecchito in questa zona, vuoi per le condizioni climatiche ideali che c'erano, vuoi anche per l'abbondanza di materia prima a Sciacca prevalentemente, ma un po' in tutta la zona, in tutta questa fascia della Sicilia occidentale c'era una flotta importante, quindi c'erano delle quantità importanti di sbarco di piccoli pelagici, quindi sardine e acciughe, che a questo punto si sono resi conto che c'era la necessità di creare un minimo di conservazione per questi prodotti. Noi oggi esportiamo in 20 paesi nel mondo. Là dove c'è più possibilità che il prodotto sia conosciuto e che sia apprezzato sono i paesi dove ci sono degli italiani che sono lì alla seconda, magari alla terza generazione, che sono emigrati lì dai primi anni del Novecento in avanti. Poi ci sono dei paesi che invece hanno una grande predisposizione al consumo dei prodotti ittici e quindi questo nostro prodotto, che è un prodotto peculiare, che è a tutti gli effetti parte integrante della dieta del Mediterraneo, che è patrimonio dell'umanità, è un prodotto che viene apprezzato. Il pesce fresco viene sbarcato, arriva in azienda, noi effettuiamo un controllo proprio sulla freschezza del pesce e poi avviamo il pesce alla lavorazione. La lavorazione consiste nel mettere il pesce a contatto con una soluzione salina satura, una salamoia satura, e poi va prima eviscerato, poi va pressato e poi a seguire inizia una fase di stagionatura. Questa fase normalmente dura da un minimo di 70 giorni fino anche a 180 giorni, a secondo del periodo di pesca, della temperatura e della quantità di grasso che il prodotto ha. Le difficoltà sono difficoltà comuni a tutte le aziende. Abbiamo comunque un gap infrastrutturale perché viviamo nella parte sud-occidentale della Sicilia e quindi con tutte le difficoltà che ci sono. Poi le difficoltà che riguardano tutte le aziende, cioè più che difficoltà, opportunità a questo punto, cioè avere sempre la predisposizione all'innovazione di prodotto e all'innovazione di processo. E poi abbiamo anche una esigenza di anche un continuo investimento di carattere legato all'internazionalizzazione, cioè noi
sull'acquisto di nuovi clienti, sul fare nuovi clienti, nuovi mercati, e questo richiede uno sforzo sicuramente significativo. La tradizione è sicuramente importante, il know-how è sicuramente importante, quello che noi abbiamo avuto tramandato è di supporto alla continuazione dell'attività. Noi crediamo moltissimo nella formazione, facciamo tantissima formazione, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, ma non solo, perché i nostri prodotti devono essere sempre adeguati a quelle che sono le esigenze del mercato, non solo dal punto di vista commerciale, ma anche dal punto di vista igienico-sanitario. Quindi abbiamo un'attenzione particolare a questo. La nostra azienda ha le certificazioni di qualità diciamo più ambite che esistono al momento, però abbiamo un occhio sulla qualità del prodotto che noi offriamo al consumatore, che è un occhio molto attento. Benvenuti in una nuova puntata di Mestiere Artigiano. Bellissime queste immagini che ci mostrano dei prodotti d'eccellenza del nostro territorio, e oggi vogliamo proprio parlarvi di prodotto d'eccellenza nel settore agroalimentare. Lo facciamo con un ospite d'eccezione, infatti vedo già collegato con noi l'imprenditore Oscar Farinetti. Benvenuto dottor Farinetti, inizierei subito a chiederle quanto contano nell'Italian Food le imprese artigianali che producono e commercializzano i loro prodotti di alta qualità. Contano moltissimo, contano al 99%. L'Italia è un paese frastagliato, e cioè la biodiversità che abbiamo nella terra, che è unica al mondo, si è trasferita nelle nostre menti e nei nostri cuori. Per cui in Italia, come lei sa, abbiamo 5 milioni di imprese, un numero pazzesco rispetto ad altri paesi come la Francia, la Germania o l'Inghilterra. Molti ci rimproverano questo, invece secondo me il vero grande punto di forza è della nostra identità, cioè dobbiamo farne veramente un punto di forza. Tanto resteremo sempre così. Siamo un po' unici, siamo molto creativi, ognuno tende a creare la propria impresa. Allora dobbiamo fondare, come sta già avvenendo con dei notevoli successi anche all'estero, dobbiamo fondare una capacità di aggregazione tra piccole e medie imprese, le cosiddette PMI, soprattutto nel campo alimentare, enogastronomico, che è la nostra vocazione, la vocazione più grande. Noi abbiamo due grandi vocazioni in Italia: l'agroalimentare, e apposta lo chiamo agroalimentare perché è una filiera, imprese agricole, imprese di trasformazione e imprese di accoglienza e ristorazione, le quali sono nel 99% dei casi piccole imprese artigianali che hanno un valore enorme. Ebbene, la stessa cosa avviene nel turismo. Noi questo dobbiamo farlo diventare un punto di forza. Quello che dobbiamo semplicemente migliorare è la capacità di lavorare insieme, di stare un po' insieme, cioè mantenendo l'identità del singolo artigiano imprenditore, che è una forza della natura, perché riesce a interpretare meglio la terra, riesce a interpretare meglio i profumi, i sapori, riesce a creare delle eccellenze che le grandi multinazionali non riusciranno mai a creare. Però come punto di debolezza ha il fatto che fa fatica a sostenere i costi, per esempio, per la comunicazione mondiale, per andare nel mondo, per vendere nel mondo. E allora questo dobbiamo farlo insieme. Noi italiani abbiamo un problema, vede? Un italiano contro un giapponese gli facciamo un mazzo così, diciamo noi, perché siamo più creativi, abbiamo una grande storia. 10 giapponesi contro 10 italiani tendono a vincere loro, perché sono più bravi a lavorare in team. Quindi la funzione delle, chiamiamole, associazioni corporative in senso positivo, che associano piccole imprese, è una funzione fondamentale. Serve per farle tenere insieme, per entrare in economie di scala, per poter andare all'estero. Il nostro futuro è raddoppiare le esportazioni delle nostre eccellenze. Siamo già stati bravissimi negli ultimi 10-20 anni.
abbiamo sfondato il tetto dei 50 miliardi di esportazioni di prodotti agroalimentari e di eccellenze, abbiamo sfondato il tetto dei 500 miliardi di esportazioni in generale delle altre nostre grandi vocazioni, industrie manufatturiere, eccetera. Ma noi possiamo raddoppiare questo numero, veramente, possiamo farlo nel giro di 10 anni, ma dobbiamo avere l'umiltà di metterci insieme, mantenere la nostra identità, la piccola impresa che mantiene la propria identità artigianale e che tuttavia lavora in comunione con altre piccole imprese del loro mondo per andare in tutto il pianeta a raccontare le nostre meraviglie e a venderle. La nostra identità deve davvero rimanere un punto di forza, ma come fare per valorizzare sempre di più questi prodotti d'eccellenza e soprattutto evitare di disperdere il grande patrimonio dei valori legati alla nostra cultura? Allora, contano moltissimo in termini di immagine mondiale. Vede, quando io ho aperto Italy a New York nel 2010 e ho avuto uno straordinario successo, per 6 mesi 10 isolati di line, di fila per entrare. Perché ho lanciato la pasta, la pizza. Tenete conto che la pasta non nasce a Napoli ma nasce a Palermo, perché ho usato per fare i miei condimenti, pomodori pacchino, eccetera, tutti i prodotti del sud. Vede, se io aprivo pubblicizzando la polenta, col cavolo che facevo il pieno. Quindi i nostri prodotti straconosciuti nel mondo sono del sud. Poi però se andiamo a vedere, per esempio nelle denominazioni di eccellenza, DOP, DOP, IGP, DOCG, eccetera, l'80% dei prodotti sono del nord. Se andiamo a vedere il turismo di persone internazionali che vengono in Italia, l'85% è da Roma in su, cioè il nord funziona molto meglio. Quindi nel sud il più rimane da fare. Un'Italia senza il sud non è l'Italia, anche perché il sud è portatore delle eccellenze che ci danno un'identità nel mondo. Allora bisogna che il sud riparta alla grande. All'interno del sud ci sono regioni che sono in netta fase di risveglio e altre meno. Tra queste, quelle che hanno maggior fase di risveglio, metto decisamente la Sicilia. Vede, io sono venuto sull'Etna per fare il vino, per rilanciare il Nerino Mascalese, Caricante, questi vitigni straordinari che piacciono da pazzi nel mondo, e stiamo avendo un successo internazionale straordinario. Vede, la scorsa settimana parlavo con un fantastico, bravissimo produttore di caffè siciliano che ha incominciato a piantare caffè in Sicilia e quindi riuscirà per primo a proporre un caffè 100% made in Italy, anche della parte agricola, perché il cambiamento climatico, che è una roba negativa, in quel campo lì ci ha aiutato. La Sicilia non è una regione, non è neanche una nazione, la Sicilia è un continente. Ogni volta che svalichi vedi paesaggi diversi, scenari diversi, agricoltura diversa, ha delle potenzialità pazzesche che secondo me ha sfruttato molto male nell'ultimo secolo. Però devo dirle che ogni volta che vengo in Sicilia e parlo con giovani imprenditori di 20, 30 anni, 35 anni, 40 anni, sto vedendo una nuova generazione fantastica che ha voglia di fare, ha voglia di esprimersi. Per cui sono molto ottimista per il futuro della Sicilia. Un po' meno per altre regioni del sud, ma Sicilia e Campania, e anche in parte la Puglia, possono essere trainanti per tutto il sud Italia. E noi del nord, che abbiamo fatto il grande miracolo economico del dopoguerra grazie ad un sacco di meridionali che sono partiti con la valigia di cartone e sono venuti su e insieme a noi si sono fatti un mazzo così per fare il nostro miracolo economico, e noi li chiamavamo terroni, però poi si sono integrati bene e oltre all'integrazione c'è stata l'interazione, si sono create un sacco di famiglie miste, lei del sud, lui del nord o viceversa, e oggi i loro figli, che sono quelli che sono nelle posizioni chiave del nord, sono tutti, chiamiamoli mezzo sangue, cioè sono tutti personaggi che arrivano da sangue del nord e sangue del sud. Questo è bello, l'integrazione. Io sono tra quelli che propongono che adesso noi del nord dobbiamo sdebitarci e venire al sud per fare delle cose insieme ai nostri concittadini
connazionali del sud. L'Italia ha senso solo se unita e ha senso solo se riusciamo a rilanciare alla grande il Sud Italia. All'interno del Sud Italia c'è un gioiello che si chiama Sicilia e voi sapete che dopo il marchio Italy, il marchio della nostra nazione più conosciuto al mondo è il marchio Sicily, che sarà conosciuto per la sua bellezza. Adesso è arrivato il momento di raddoppiare i volumi dei prodotti e delle esportazioni e soprattutto del turismo internazionale che venga in Sicilia. Lo so che mancano un po' di infrastrutture, ma chi se ne frega, dobbiamo, fin tanto che non le avremo, dobbiamo rispondere con una voglia enorme di accoglienza. Però la Sicilia deve essere pulita per accogliere i cittadini del mondo che arrivano, onesta perché li deve accogliere in purezza e trattarli bene, ma sono caratteristiche che io trovo già nelle nuove generazioni siciliane. Dunque sono molto ottimista. La Sicilia racchiude davvero tantissimi primati. Noi ringraziamo per queste esaustive risposte l'ospite di oggi, l'imprenditore Oscar Farinetti, ed io vi do appuntamento alla prossima puntata di Mestiere Artigiano, sempre qui con nuovi ospiti e con nuove pillole di artigianato.